Buon sabato e ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo cordoglio per la morte del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, con l'affermazione che l'autonomia è vera assunzione di responsabilità, ha detto il governatore del Veneto. Il presidente napoletano non solo riconobbe la coerenza con la Carta fondamentale delle aspirazioni dei Veneti, ma da garante della Costituzione rimarcò il solco tracciato dai nostri padri costituenti, con il loro disegno di una Repubblica squisitamente aperta alle autonomie. Anche per questo esprimo gratitudine alla memoria del presidente Giorgio Napolitano nel momento del cordoglio mio e di tutto il Veneto per la sua scomparsa. Il nostro articolo di approfondimento su notizieplus.it con le dichiarazioni integrali del presidente Zaia e anche qualche cenno di storia della vita di Giorgio Napolitano, molto legato al Veneto perché in gioventù abitò anche nella città di Padova. In seguito alla scomparsa dell'ex presidente della Repubblica, tutti gli edifici naturalmente della Regione Veneto esporranno le bandiere nazionale ed europea a mezz'asta fino al giorno della celebrazione del funerale di Stato, giorno di lutto nazionale, secondo quanto prescritto dalla prefettura e dalla disposizione firmata dal sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano. E andiamo alla cronaca. Albina, Francenigo e Campomolino sono state scosse in questi giorni da una serie di furti e tentativi di intrusione che hanno generato naturalmente una preoccupazione crescente tra i residenti. Gli eventi hanno avuto luogo nelle ultime notti con una maggiore intensità giovedì sera, quando sono arrivate numerose segnalazioni alle autorità locali. Si ritiene che i reati siano tutti ad opera della stessa banda di malviventi. A Vittorio Veneto sta per prendere vita un evento dedicato agli amanti dei libri e a chi ama sostenere le librerie indipendenti. La città infatti ospiterà la prima edizione del Festival delle Librerie Indipendenti, un'iniziativa curata con passione ed edizione da Il Viale, il Treno di Bogotà e Il Punto. Da venerdì prossimo, 29 settembre, sino a domenica 1 ottobre, dunque Vittorio Veneto si trasformerà in un vivace crocevia di incontri, presentazioni e letture con autori di spicco. Un'occasione per immergersi nelle storie, scoprire nuovi talenti e condividere la passione per la letteratura. Bene, con questa news noi chiudiamo anche il nostro notiziario del sabato. Io vi ricordo come sempre che potete ricevere tutti i nostri contenuti o soltanto quelli che scegliete voi gratuitamente nel vostro smartphone ogni giorno tramite la app TG Plus. Dalla redazione di TG Plus e Notizie Plus auguriamo un buon fine settimana a tutti quanti. Lo sai che Publiservice ti fa 100 mascherine chirurgiche misura mini o misura adulto a soli 35 euro? Tipografia Publiservice. Visita publiservice.info.